mistero di eternità impensabile e apparentemente irrazionale, che si fa quotidianità per ciascuno di noi, certezza di un accadimento che viene a dare consistenza alla nostra vita. Mistero di verità e di bellezza che si fa carne nella nostra carne. Mistero di stupore che invade e sorprende il nostro vita. Mistero che non ci aspettavamo ma che si fa incontro a noi per dirci l'infinito amore del quale da sempre da lui siamo amati. Mistero di piccolezza, di umiltà, di povertà, di contemplazione, di silenzio adorante capace di colmare quella infinita nostalgia che da sempre alberga nel cuore dell'uomo, perché Cristo è la risposta esauriente per la nostra esistenza. E Cristo fatto carne ci invita ora alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e ricordiamo l'infinita misericordia e tenerezza del Padre. Signore che sei venuto nel mondo per salvarci, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo che continua a visitarci con la grazia del tuo Spirito, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore che verrai un giorno a giudicare le nostre opere, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Dio creatore e redentore che hai formato il mondo nel tuo verbo, fatto l'uomo nel grembo di una madre sempre vergine, concedi che il tuo unico figlio, primogenito di una moltitudine di fratelli, ci unisca a sé per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro della Genesi. In quei giorni Giacobbe chiamò i figli e disse: radunatevi e ascoltate, figli di Giacobbe, ascoltate Israele vostro padre. Giuda, ti loderanno i tuoi fratelli, la tua mano sarà sulla cervice dei tuoi nemici, davanti a te si prostreranno i figli di tuo padre. Un giovane leone, Giuda, dalla preda, figlio mio, sei tornato. Si è sdraiato, si è accovacciato come un leone e come una leonessa. Chi lo farà alzare? Non sarà tolto lo scettro da Giuda, né il bastone del comando tra i suoi piedi, finché verrà colui al quale esso appartiene e a cui è dovuta l'obbedienza dei popoli. Parola di Dio. Grazie a Dio. Venga il tuo regno di giustizia e di pace. Venga il tuo regno di giustizia e di pace. O Dio, affida al Re il tuo diritto, al figlio di Re la tua giustizia. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. Venga il tuo regno di giustizia e di pace. Le montagne portino pace al popolo e le colline giustizia. Ai poveri del popolo renda giustizia, salvi i figli del misero. Venga il tuo regno di giustizia e di pace. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna, e domini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. Venga il tuo regno di giustizia e di pace. Il suo nome duri in eterno, davanti al sole gemogli il suo nome. In lui siano benedette tutte le stirpi della terra e tutte le genti lo dicano beato. O sapienza dell'Altissimo, che tutto disponi con forza ed
vieni ad insegnarci la via della saggezza. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Zara da Tamar. Fares generò Esron, Esron generò Aram, Aram generò Aminadab, Aminadab generò Naasson, Naasson generò Salmo, Salmo generò Boz da Racab, Boz generò Obed da Rut, Obed generò Jesse, Jesse generò il re Davide. Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria. Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asa, Asa generò Giosafat, Giosafat generò Joram, Joram generò Ozia, Ozia generò Joatam, Joatam generò Acaz, Acaz generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiud, Abiud generò Eliachim, Eliachim generò Azor, Azor generò Sadok, Sadok generò Achim, Achim generò Eliud, Eliud generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo. In tal modo tutte le generazioni di Abramo a Davide, da Abramo a Davide sono 14, da Davide fino alla deportazione in Babilonia 14, dalla deportazione in Babilonia a Cristo 14. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. La Chiesa rinnova la sua fede nel Signore che viene nel mondo per salvare il mondo e ha assunto, come ho richiamato spesso in questi giorni, come uomo reale, come uomo storico, concreto, la fisionomia del bambino che nasce e che già porta con sé tutta la grandezza del compito che è chiamato a svolgere e insieme la consapevolezza del sacrificio che gli verrà chiesto. La Chiesa guarda il Signore Gesù bambino con il cuore in cui convivono i sentimenti più diversi ed è dalla convivenza di questi sentimenti diversi che la nostra fede può nascere o meglio approfondirsi con maggiore verità e limpidità. C'è la grande storia del popolo di Israele, della fedeltà a Dio, a questo popolo, soprattutto consegnata alle grandi lezioni profetiche che hanno sostenuto il nostro cammino virtuale.
c'è l'esperienza del limite, della contraddizione, della dimenticanza, della idolatria, con cui troppe volte il popolo ha risposto a questa elezione e predilezione. Tutto questo significa che la venuta di Cristo non è meritata dall'uomo. La venuta di Cristo è grazia assoluta, una gratuità che precede ogni bontà e ogni limite e misericordiosamente cede ogni bontà e ogni limite. Una presenza che contraddice tutto quello che di positivo pensiamo e supera tutto ciò che di negativo pensiamo e compiamo. Noi fissiamo i nostri occhi nel bambino Gesù, fra sua madre e Giuseppe, e viene in noi, dentro il nostro cuore, una straordinaria, innegabile gratitudine. Quello che è impossibile all'uomo, Dio lo ha fatto. E noi viviamo nel sentiero aperto da questa gratuità di Dio in Cristo, e questo sentiero è il sentiero della nostra vita, è il sentiero della vita. Ci sarà una strada e sarà chiamata santa, strada dell'incontro quotidiano fra la grazia e la nostra libertà, la grazia di Dio che sollecita la nostra libertà. Questa certezza della Chiesa si carica anche dalla consapevolezza che il Signore è venuto a compiere un cammino specifico, quello dell'antico popolo di Israele. La genealogia del Signore che abbiamo appena sentito proclamare ci ricorda che Gesù, figlio dell'uomo e figlio di Dio, è un perfetto israelita, inserito vitalmente nel cammino del suo popolo, ma insieme compitore definitivo del senso profondo di questo popolo. Perché, come ha insegnato Sant'Agostino, Gesù Cristo non è soltanto alla fine dell'Antico Testamento, lo riassume e lo supera definitivamente, ma è all'inizio e anche all'inizio, perché è nel Signore Gesù che Dio ha chiamato il suo popolo. Siamo qui così questa sera, con il cuore anche noi attraversato da sentimenti più diversi, ma che tutti stanno dentro la grande certezza che nulla ci può essere più tolto e niente può essere compiuto per separare la nostra vita e la storia in cui siamo immersi da questa grandiosa e definitiva positività che è la presenza di Cristo, che noi riconosciamo ogni giorno, seguiamo ed amiamo più di noi stessi, più di tutti i nostri se, i nostri dirà, però i nostri chissà, i nostri forse, i nostri non siamo capaci, come ha ricordato efficacemente Papa Francesco nell'Angelus di domenica scorsa. Certo, il nostro cuore è particolarmente pieno di difficoltà e di tensioni. Sono le tensioni che non solo sono dentro il cuore di ogni uomo e che si ripropongono ad ogni levata mattutina e ad ogni cammino quotidiano, ma è una difficoltà ampia, generale, una sorta di sottile disperazione che attraversa questo nostro mondo e segna così gravemente la vita dei nostri fratelli uomini, dagli aspetti materiali agli aspetti di vita, di incontro, di possibilità, di compagnia reale, di amicizia vera. Fratelli, riconoscere Cristo vuol dire chiedergli che nasca una comunione di vita con Lui e con i fratelli. Ed è questa sottolineatura così profonda e così bella di questa liturgia vorrei consegnarvela come l'intendimento più profondo e più vero di questo Natale. Chiedete al Signore che ritrovate nella oggettività della sua Chiesa, nei suoi sacramenti, in questa realtà organica di popolo guidato, che vi fa camminare quotidianamente verso il nostro destino
che è Gesù Cristo, presente in noi, speranza della vita. Chiedete che questo gesto di fede che dovete saper compiere ogni mattina, perché il giorno è nuovo se nasce nella fede, e il giorno è carico di una vecchiezza che sembra insuperabile se non nasce nella fede. Per questo la tradizione del Cusset Figli, che non si è ancora perduta totalmente, vi ha insegnato a dire le preghiere del mattino, perché o la vita del mattino, quindi la vita della giornata, nasce dalla fede o è destinata a diventare tempo perduto e vita spezzata. Recuperando la preghiera come gesto di affidamento della vostra vita al Signore, chiedete di diventare capaci di vera amicizia verso di Lui. Il Signore si aspetta la vostra amicizia, uomo fra gli uomini si aspetta la vostra amicizia, ma soprattutto chiedetegli con vera fiducia che da questa amicizia fra Lui e voi nasca quel segno nuovo della vita di Dio nel mondo, che è l'amicizia cristiana, non una qualsiasi amicizia sostenuta da interessi che mutano, da sentimenti che nascono e muoiono, da progetti che possono contenere l'orrenda tentazione della violenza. Proprio là dove si può dire ti voglio bene, si può perpetrare la violenza nei confronti dell'altro, violenza che si tinge nel mondo in cui viviamo di infinite formule, anche le più sofisticate e le più ipocrite. Chiedetegli che nasca l'amicizia fra voi, i vostri fratelli cristiani, e al di là di essi con tutti gli uomini di buona volontà, ma che nasca la sua amicizia, quella in cui Lui è presente e che viene generata attraverso la vostra testimonianza da Lui, perché questa amicizia in nome del Signore, capirete con il tempo che cosa significa vivere la vita in nome del Signore. Vivere la vita in nome del Signore vuol dire vivere l'esistenza quotidiana abbandonati all'unico vero grande potere che c'è nel mondo, che è il potere di Cristo, il quale potere ha comunque un solo modo di esprimersi, ed è la carità. Chiedete di diventare protagonisti con Lui della carità vostra verso di Lui e della carità vostra verso coloro che incontrate. Così segnerete nel mondo quella scia luminosa di cui parla Papa Francesco alla fine della sua enciclica. Noi non sappiamo quale sarà l'esito della nostra testimonianza, se il successo, la corrispondenza o il sacrificio. Probabilmente un po' l'una e un po' l'altra cosa, come è stata in ogni generazione cristiana. Ma la scia luminosa che investe il mondo e incontra ogni uomo, aiutandolo a ritrovare se stesso, la realtà, questa scia luminosa possiamo darla soltanto noi, nella misura in cui consegniamo la nostra vita al Signore Gesù Cristo e al suo corpo, che è la Chiesa. Così sia. Il figlio della Vergine Maria, nato a Betlemme nel Vangelo, Dio con noi, ed è chiamato il consigliere ammirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace. Esultanti della fede, con l'animo pieno di gioia, ci uniamo a tutti coloro che credono e sperano nella salvezza operata dal Signore, per crescere sempre più nella sapienza e nella grazia. Cristo Gesù, Redentore nostro, Verbo e tenerezza del Padre, illumina con la luce riflussa nella notte santa di Betlemme il Santo Padre Francesco, che oggi ricordiamo nel giorno del suo compleanno, perché sia servo dei servi di Dio, ponte tra te e l'umanità. Padre della misura, preghiamo.
Signore Gesù, che sei vivo e presente in mezzo a noi, dona sapienza, forza e coraggio al nostro Vescovo Luigi, perché ci aiuti a rileggere la nostra vita e a riscoprire la gioia e l'entusiasmo che sono propri della nostra età, così da compiere scelte libere e responsabili. Preghiamo. Sapienza eterna, che vieni per rivelarci la verità tutta intera nelle profondità del mistero. Ti preghiamo per noi giovani e per coloro di noi che sono impegnati negli studi accademici. Donaci di lasciarci condurre dalla tua sapienza lungo il cammino della vita e infondi in ognuno di noi la passione per la comune ricerca della verità, affinché nell'esercizio della libertà corrispondiamo a quel desiderio di te, somma felicità che abita nel profondo del nostro cuore. Preghiamo. Te sei David in alto il nostro cuore. Preghiamo
Egli fu annunziato da tutti i profeti, la Vergine Madre l'attese col greco come affabile amore. Giovanni proclamò la sua venuta e lo indicò presente nel mondo. Lo stesso Signore che ci invita a preparare il suo Natale ci trova vigilanti nella preghiera, esultanti nella lode. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della sua gloria. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e sceso al cielo nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazia a questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio. Dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. E faccia di noi un sacrificio perenne e allegretto, perché possiamo tenere nel regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Giorgio, San Aurelio e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma della fede e l'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Arcivescovo Luigi, il Collegio Episcopale e tutto il clero e il popolo che vuoi redire. Ascolta la preghiera di questa famiglia e convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti,
e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Santo, al suo divino insegnamento, usiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti anche i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, non ci costringere a liberaci, Signore, di mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vorremmo sempre più dal peccato e sicuri in ogni momento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, chiede ai tuoi apostoli, lascia la pace e dona la pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Beati, invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
esaudisci i nostri desideri, che fa che ardenti del tuo spirito splendiamo come lampade evidenti davanti al Cristo che viene e vive e regna nei secoli dei secoli. Sediamo. Natale è l'eternità che interseca il tempo del mistero dell'invisibile e si fa visibile. È il sorriso di Dio che si mostra in un bambino, è la tenerezza di un Dio che si fida ancora degli uomini. Punto di intersezione dove l'amore di Dio incrocia l'urgenza d'amore della creatura, e tutto ciò non ce lo aspettavamo. Ora è necessario, come Maria, concepire e generare Cristo nel proprio cuore. Che giova a me, dice Origene, che il Verbo sia disceso in questo mondo se non nasce in me, che il nostro cuore allora sappia essere come umile mangiatoia per accogliere il bambino e contemplarlo nello stupore della semplicità e nella densità dell'istante, e sarà Natale. Porterete i miei auguri dei vostri genitori nell'ambiente universitario, nella scuola di vivete, perché sia per tutti un'apertura della nostra Chiesa ad ogni uomo che incontrare. Sono grato ad Enrico e Don Franco che hanno condiviso questa Eucaristia con me, segno di un lavoro che la nostra arcidiocesi profondo per la verità dell'esperienza di fede di tutti quelli che vogliono aderire. Nel contempo ringrazio il Coro per quanto così giovane ha dato così buona prova di sé, aiutandoci a camminare nelle grandi strade della liturgia in modo pienamente condiviso. Questo Natale è un Natale grande perché si rivela tutta la grandezza della misericordia di Dio, ma grande anche perché dobbiamo sperare in Lui e soltanto in Lui per vincere lo sgomento per quella cosa non così grande come la misericordia di Dio, ma che attenta ogni momento alla misericordia di Dio, che è la cattiveria dell'uomo dominato dal demonio. Questo Natale sia davvero l'inizio della vita nuova con Lui, per Lui, quella vita nuova che ci è stata data nel battesimo e che si incrementa nella partecipazione umile e quotidiana alla vita della Chiesa. Quando l'occasione dobbiamo anche l'invito ad assecondare per quanto vi sarà possibile quell'esperimento di catechesi che comincerà in gennaio, che avrà come punto di riferimento l'opera del grande cattolico Alessandro Manzoni. Il Signore sia con voi, sia benedetto